abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di tutto, mi rimane una curiosità, che forse è la curiosità un po' di tutti. Questo amore per l'oro, come viene? Ma concentrare 40 anni, più di 40 anni di frequentazione di giorno, dicevo, quattro battute. Certamente a me piaceva la montagna. Sono nato in montagna, quando sono nato c'avevo 40 cm di neve e la direttrice era in ritardo. Io dopo 3 giorni al mare, sarà un difetto genetico, non lo so, non mangio più, si blocca la storia. La montagna invece mi fa respirare. Come abbiamo frequentato il giorno, dopo aver girato Aurozzo, San Vito, il Primiero, Selva di Cadore, eccetera, si è verificata una certa circostanza per cui abbiamo cominciato a pensare di fermarci. Dove? Certamente non pensavamo a dove, come dice Mauro Colonna, nevica firmata. Un posto, la montagna, tranquillità. Coincidenza, nella Gazzetta Ufficiale del febbraio 82, se non sbaglio, compare il decreto ministeriale del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica che finanziano il tratto Conegliano-Vittorio Veneto dell'autostrada. Però sembrava pronto il loto successivo piano di Godoia. La prima svoltata a sinistra era la zona. Coincidenza, sul Gazzettino compare Dolomitica Costruzioni vende. Sono venuto su a vedere. Ahimè, non era proprio francescana la situazione perché avevano appena tagliato un pezzo di bosco all'inizio a Pineti per un riforma di soldo e aveva indicato da pochi giorni mezzo lì di fronte, il sole, eccetera. L'abbiamo proprio comprato. Cosa vuoi dire? Certo, nell'83 siamo entrati in casa. Poi, indubbiamente per i primi 15-20 anni quello che mi interessava, che ci interessava, era più la parte di Roccia, la parte in alto. Poi col passare di anni abbiamo cominciato a scegliere. Con la pensione mi interessavano molto i boschi. Per coincidenza con un amico mi sono interessato di fossili, di geologia e via dicendo. Quindi da Longarone in su abbiamo martellato dove era possibile più su del Zondo, in Val di Goima, verso Venezia e via dicendo. Ed effettivamente lui si dedicava alle conchiglie. Io per diversità di cose mi sono dedicato ai coralli. Effettivamente ci sono delle cose molto interessanti sui coralli. È vero. Però l'età avanza. Quindi rientro avveniva sempre prima nel pomeriggio, a volte facevo nuotare. E invece di entrare a prolungo il pomeriggio poteva esserci la coincidenza di quelle verso le 4, le 5, in cui trovavi qualcuno in centro che magari stava ancora facendo il fieno, sulle gare, come ho detto adesso, così. E stare lì, magari dare una mano se possibile. Quest'anno invece sono arrivato in ritardo, l'ho cacciato, tagliato e portato via tutto. Però intanto che sei lì, sentire Gianni, Daniele, che scherzano tra di loro, un puro dialetto zondano, tipico di Prolongo, con quelle doppie vocali lunghe, rimarcate, eccetera. Intendo Gianni e Daniele Cancella, magari con l'intercalare di Colombo, di Ladone, eccetera. È stato tutto, sono tutti elementi che hanno fatto sì che piano piano è diventato prevalente l'aspetto così letterario, diciamo così, rispetto a tutto il resto. Tutto sommato ci stiamo bene. Grazie.